Pellegrinaggio penitenziale fino alla cattedrale. Si sono chiusi così gli eventi per la commemorazione del 30° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento e per il 2° anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livatino. In un interrogatorio Matteo Messina Denaro dice: lavoravo in campagna, sono una apolide, non faccio parte di nessuna associazione, quello che so di Cosa Nostra lo so tramite i giornali. Aveva lasciato una lettera ai familiari: vado a sistemare la questione degli affitti non pagati, ucciso un giovane 31enne a Palermo, fermato il padrone di casa. Archiviazione a carico di 38 indagati della maxi inchiesta sulla rete di asservimento e corruzione che sarebbe stata allestita dall'ex presidente di Girgenti Acque Marco Campione. A Ribera da domani 11 maggio a domenica 14, Festival dell'Agricoltura e dello Sviluppo Sostenibile all'interno della storica villa comunale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Pellegrinaggio penitenziale fino alla cattedrale Santa Messa presieduta dall'arcivescovo Alessandro Damiano. Si sono chiusi così gli eventi per la commemorazione del 30° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento e per il 2° anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livatino. Arturo Cantella. Sono continuati nel pomeriggio di ieri le manifestazioni in memoria della venuta del Santo Padre Giovanni Paolo II ad Agrigento 30 anni fa, dopo il convegno di lunedì 8 maggio presso il Teatro Pirandello, dove si è svolta la conversazione a 30 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II, come è mutata la mafia, quale sentiero ha percorso la Chiesa, che ha visto il moderatore vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona. Si sono confrontati Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Caterina Chinnici, magistrato e deputato del Parlamento Europeo, Antonio Raspandi, vescovo di Acirriale e presidente della CESI, con la partecipazione di Alessandro Damiano, vescovo di Agrigento. Quindi nella giornata di ieri una grande manifestazione alla Valle dei Templi alle ore 8:30 che ha visto gli studenti in cammino per la legalità da Piano San Gregorio al Tempio della Concordia, con una massiccia partecipazione di giovani, oltre 6.000, che con canti e balli hanno rallegrato la giornata. Quindi nel pomeriggio di ieri in piazza Vittorio Emanuele dalle 16:30 in poi l'inizio del pellegrinaggio penitenziale fino alla cattedrale e la Santa Messa presieduta dal vescovo Alessandro nel 30° della visita di San Giovanni Paolo II e il 2° anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livatino. Mi chiamo Emanuela Loi. Sono sicura che molti di voi conoscono già il mio nome e per chi non lo sapesse vi racconto un po' la mia storia, sempre se vi va, si capisce, ma io dovrei parlare in sardo o in sardignolo? No, sardignolo no, noi siamo suscettibili al riguardo e ci offendiamo. Comunque dove sono adesso potrei parlare in tutte le lingue, tanto è uguale. Emanuela Loi, chi doveva dirmelo che dopo aver preso il diploma magistrale, perché sapete, a me piacciono tanto i bambini e ne volevo pure tanti, dopo essermi sposata col mio fidanzato Andrea. Andrea, sì, un bel ragazzo, ma anche io non sono malaccio, Durante la marcia penitenziale anche l'esibizione di alcuni artisti della compagnia teatrale Arcobaleno che si sono esibiti lungo il cammino fino in cattedrale e quindi la rappresentazione al termine della messa tenuta da Don Damiano. Una camminata questa che ci porta da questa piazza dove fu accolto Giovanni Paolo II verso la cattedrale. Una camminata dove incontreremo in qualche modo la testimonianza di uomini e di donne uccise dalla mafia, alcuni adulti, altri giovanissimi, il piccolo Pompeo, dodicenne, il
Il piccolo Di Matteo, ucciso poco prima di compiere 15 anni, dopo 779 giorni di prigionia, una memoria pesante che vogliamo ripercorrere, perché non bisogna perdere la memoria, non bisogna perdere la memoria delle cose belle che hanno a che fare con la speranza, con la visione bella della vita. Non bisogna perdere la memoria delle cose brutte, di quelle che offuscano la vita, proprio per non ripeterle e per saperle smascherare. Depositato il verbale di un interrogatorio di Matteo Messina Denaro, lavoravo in campagna, la residenza non ce l'ho più perché il comune mi ha cancellato, ormai sono un apolide, non faccio parte di nessuna associazione e quello che so di Cosa Nostra lo so tramite i giornali, i dettagli nel servizio. Matteo Messina Denaro, il noto latitante catturato qualche mese fa, risponde finalmente ai giudici che lo interrogano. Li avevo, me li avete tolti tutti, se qualcosa ho non lo dico, sarebbe da stupidi. E poi ancora, certo che ne ho, se no come potevo vivere fino ad ora? E sono queste le risposte che il boss di Campobello di Mazara ha fornito alle domande dei giudici sul suo patrimonio nell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto lo scorso 16 febbraio in videoconferenza dal carcere dell'Aquila con il GIP di Palermo Alfredo Montalto e i pubblici ministeri Giovanni Antocio e Gianluca De Leo. Messina Denaro è indagato per una tentata estorsione aggravata nei confronti di una proprietaria terriera, Giuseppina Passanante, figlia di un vecchio boss. Io lavoravo in campagna, un agricoltore a Castelvetrano, sono celibe dal punto di vista economico, non mi manca nulla, afferma Denaro. Mi sono ritirato dalla scuola dopo la terza superiore, quindi sì, ho la terza media. Matteo Messina Denaro risponde così alle domande preliminari del cancelliere prima di iniziare l'interrogatorio di garanzia, che è avvenuto, ricordiamo, il 16 febbraio in videoconferenza dal carcere dell'Aquila con il GIP di Palermo Montalto e i pubblici ministeri Antoci e De Leo. Messina Denaro è indagato per una tentata estorsione aggravata nei confronti di una proprietaria terriera, Giuseppina Passanante, figlia di un vecchio boss. L'ex superlatitante scoppia a ridere quando il cancelliere gli chiede se è sottoposto ad altri procedimenti penali. Non lo so, risponde Matteo Messina Denaro, ma penso di sì. Voglio rispondere, ma le risponderò su tutto quello che compete alla mia persona, sul resto non mi interessa rispondere. A un tratto, negli ultimi anni, vengo a sapere che lei, la Passanante, stava vendendo il terreno. Tra parentesi, avevo l'affare concluso sotto prezzo perché prendersi questi soldi di questo terreno, cioè lo rubavo e pagarsi il mutuo, e avrebbe pagato tutto con i miei beni. Arrivati a un dato punto, questi sono discorsi per me non onesti, perché le persone soffrono come vogliono, ma va bene così, ognuno poi risponde con la propria dignità delle cose che fa nel bene e nel male. E allora che cosa ho fatto? L'ho contattata con una lettera, continua nel suo interrogatorio Matteo Messina Denaro, e gliel'ho firmata, ma con pseudonimi, firmando proprio come Matteo Messina Denaro, perché credevo di essere nella ragione dei fatti. Matteo Messina Denaro risponde così quindi alle domande nell'interrogatorio di garanzia che si è svolto, come già dicevamo, il 16 febbraio in videoconferenza dal carcere dell'Aquila. L'ex superlatitante ha poi confermato di aver avvicinato anche i compratori sulla vicenda dell'estorsione. Allora voglio chiarire, se fosse stata Biancaneve a parlare con questi che stavano comprando la terra, si sarebbero fatti una risata, quindi per forza dovevo essere io. Ucciso a colpi di arma da fuoco un 31enne Alessandro Guadagna nel rione Bocca di Falco a Palermo. Fermato il padrone di casa, un 77enne che ha lasciato una lettera ai familiari. Vado a sistemare la questione degli affitti non pagati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i rapporti tra Guadagna e il padrone di casa erano tesi da tempo. Il 77enne questa mattina sarebbe uscito per raggiungere ed affrontare l'inquilino. La discussione avvenuta davanti alla porta d'ingresso sarebbe presto degenerata
serata e l'uomo avrebbe imbracciato un fucile aprendo il fuoco. Il padrone di casa a quel punto sarebbe scappato prima che i vicini e i familiari chiamassero il 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il 77enne, sino ad oggi incensurato, è stato rintracciato vicino ad un centro commerciale. Davanti al personale in divisa, l'uomo ha deciso di consegnarsi senza apporre resistenza. L'uomo sarà adesso sottoposto a dei rilievi per verificare eventuali tracce di polvere da sparo sulle sue mani. La vittima, il 31enne, era sposato e padre di 2 figli. Nel 2017 era stato arrestato per rapina nella casa di un ipovedente. Con altri complici l'uomo si era finto postino per entrare e rubare 30.000 euro. A incastrare la banda era stata proprio un'impronta digitale di Guadagna, che era già pregiudicato e schedato. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di 38 indagati della maxi inchiesta sulla rete di asservimento e corruzione che sarebbe stata allestita dall'ex presidente di Girgenti Acque, Marco Campione. Arturo Cantella. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di 38 indagati della maxi inchiesta sulla rete di asservimento e corruzione che sarebbe stata allestita dall'ex presidente di Girgenti Acque, Marco Campione. L'ipotesi della procura è che il potentissimo imprenditore agrigentino, potendo contare su centinaia di posti di lavoro connessi alla gestione del servizio idrico, avrebbe messo in piedi una vera e propria organizzazione a delinquere, composta da professionisti, forze dell'ordine, pubblici funzionari, big della politica, uomini delle istituzioni o semplicemente faccendieri che in cambio di un'occupazione per amici e familiari, talvolta pure di un cococò da 500 euro al mese, avrebbero asservito la propria funzione professionale o istituzionale a Campione. Il patrono di Girgenti Acque avrebbe potuto beneficiare di favori, omessi controlli e trattamenti privilegiati che andavano dalla rivelazione di notizie segrete da parte delle forze dell'ordine alle campagne di stampa a senso unico fino all'insabbiamento del provvedimento amministrativo prefettizio che avrebbe fatto fallire la sua azienda. Il pool di PM agrigentini coordinati dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella ha chiesto da tempo il rinvio a giudizio di 47 persone e l'udienza preliminare è arrivata alla fase decisiva. La posizione degli altri 38 indagati è stata adesso archiviata su richiesta degli stessi magistrati che hanno ritenuto non provata la partecipazione al sodalizio criminale. Nella lista ci sono diversi big della politica nazionale come l'onorevole Gallo, Capodicasa, Fontana, l'alto magistrato dell'Ipsis e Angelo Alfano, insegnante in pensione, padre dell'ex ministro Angelino, e poi ancora l'ex sindaco e deputato regionale Panepinto, i presidenti o gli ex presidenti di enti pubblici come Leto, Piro, gli avvocati Scozza, Rifaro, Rosato e i giornalisti Castaldo. Un grosso filone dell'indagine relativa alle assunzioni, in alcuni casi il GIP ha ritenuto che i politici, funzionari e il padre dell'ex ministro Alfano avessero prestato o gestito in prima persona numerosi posti di lavoro per i loro raccomandati, non essendoci però riscontri certi in merito a eventuali contropartite, quindi non si configura alcuna corruzione e in generale alcun reato. Il deputato agrigentino Calogero Pisano rilancia il tema della realizzazione dell'aeroporto nella città dei Templi e lo fa dall'aula della Camera dei Deputati durante la discussione del disegno di legge che prevede la conversione in legge del decreto legge 35/2023, ovvero quello relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Vediamo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pisano, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Il decreto in discussione oggi rappresenta una vera e propria opportunità non solo per i cittadini siciliani, ma per tutta l'Italia. Un atto dovuto e di coraggio da parte di questo Governo, una risposta pronta ed immediata alle esigenze di tutti i cittadini. Da siciliano mi permetta, Presidente, di ringraziare questo Governo, soprattutto per questo decreto. Infatti è ben 52 anni che i siciliani aspettano
sempre aspettano questo momento che tra varie promesse e interruzioni non è mai arrivato. Abbiamo finalmente l'occasione di unire il nostro Paese e di creare l'Italia a una sola velocità. Per troppo tempo, infatti, la Sicilia è stata relegata a regione di serie B, senza alcun motivo, non avendo modo di esprimere tutte le potenzialità di questa bellissima terra. Il ponte che collegherà la Calabria e la Sicilia rappresenta una necessità per tutti i comparti. Mi permetto di darvi qualche dato in merito. Il comparto turistico ha visto complessivamente nel 2022 la presenza di 14.700.000 turisti, gran parte di questi giungono in Sicilia con la macchina. Il settore industriale siciliano esporta merci per un valore complessivo di circa 4 miliardi e mezzo di euro. La maggior parte dei prodotti esportati sono nel comparto agricolo. Solo 5.000 ogni giorno i pendolari tra la Sicilia e la Calabria che impiegano circa 60 minuti di viaggio per il tratto via mare, di cui vanno sommati i tempi delle procedure di imbarco e di sbarco, che si possono dilungare notevolmente. Il tempo con la costruzione del ponte si ridurrebbe ad appena 15 minuti. Pensiamo in un anno quanto tempo viene risparmiato. Questi numeri ci fanno capire che come il ponte dello Stretto non sia solo un'opportunità, ma una necessità. Parlo di necessità perché penso a tutti quegli agricoltori ed imprenditori siciliani che lavorano costantemente e con sacrificio affinché i loro prodotti possano essere apprezzati al di fuori della Sicilia e che spesso diventano meno competitivi a causa delle onerose spese di trasporto e dei tempi più lunghi dovuti naturalmente ai ritardi e naturalmente ai collegamenti con il resto d'Italia. Quindi guardiamo a questo decreto con orgoglio e speranza. Quando dico la parola speranza mi riferisco al fatto che questa sì è una misura coraggiosa, ma spero si possa fare molto di più. Un grande tema che mi auguro e che voglio affrontare in brevissimo tempo è quello delle opere collaterali. La Sicilia infatti è una terra che per troppo tempo è stata lasciata all'abbandono più totale, soprattutto da un punto di vista delle infrastrutture autostradali e delle ferrovie, non al passo col resto d'Italia. Non è un mistero che per raggiungere Palermo e Roma ci sia un unico treno di categoria regionale che ci impiega 13 ore, quando nel resto d'Italia sappiamo tutti che con l'alta velocità in poche ore si raggiungono tutte le altre città. La domanda che ci dovremmo porre, infatti, non è che sia solo un'opportunità meno realizzare il ponte, ma quanto altro possiamo fare in più a livello strutturale per la Sicilia. Mi permetta, Presidente, di fare un riferimento alla mia terra, Agrigento, e la sua provincia, da troppo tempo abbandonate a collegamenti obsoleti e che non aiutano il commercio e il turismo. Una terra bellissima che è stata premiata con la nomina di capitale della cultura 2025. Penso a quella data con felicità e con speranza. Speranza nella realizzazione dei collegamenti che permettono ai visitatori di giungere ad Agrigento in modo veloce ed agevole. Mi auguro quindi che si investa molto nelle opere collaterali, quindi collegamenti ferroviari ad alta velocità, nuove autostrade, ma anche, qui lo dico e voglio osare, anche l'aeroporto. Sì, mi riferisco in particolare alla creazione di un aeroporto ad Agrigento, luogo che diventerebbe strategico per tutta la provincia, che con numerosi ingressi giornalieri di turisti ed operatori del commercio veramente farebbe fiorire quella provincia. Guardiamo in maniera favorevole a questo decreto e lavoriamo ancora di più per ridare dignità alla Sicilia. Grazie. La Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana si è riunita a Lampedusa. A conclusione il sindaco Filippo Mannino riferisce hanno garantito che entro la fine dell'anno inizieranno i lavori del poliambulatorio per poter installare in quella che sarà la nuova radiologica e la TAC e vi è anche l'impegno a valutare la possibilità di aprire un punto oncologico quantomeno per effettuare alcune terapie direttamente sul posto. A Lampedusa e Linosa c'è gente che rinuncia a curarsi o rinuncia a fare delle visite perché i costi di spostamento non sono accessibili a tutti. Vediamo. Visita ieri della Commissione della Salute dell'Assemblea regionale siciliana a Lampedusa, in prima linea nell'accoglienza per i migranti. La presenza della sesta commissione salute dell'Ars ieri a Lampedusa ha voluto rappresentare un segnale di attenzione, di solidarietà e di impegno nei confronti di un'isola e di una comunità da anni in prima linea nell'accoglienza e nell'assistenza ai migranti. Questo quanto affermato dal presidente della commissione Laccoto.
Il sopralluogo all'hotspot, che attualmente ospita 680 persone a fronte di una capienza di 389, è stata un'esperienza umana significativa e toccante, durante la quale abbiamo avuto modo di interloquire con addetti, assistenti sociali, medici e forze dell'ordine. Da tutti è giunta la richiesta di una collaborazione più stretta, tesa a gestire al meglio gli sbarchi, che non devono gravare unicamente su quest'isola. È un problema che si deve affrontare a livello europeo e l'Europa deve impegnarsi per migliorare le condizioni di accoglienza e di assistenza. La Commissione ha incontrato anche il sindaco di Lampedusa Mannino, ha effettuato un sopralluogo al poliambulatorio diretto dal dottore D'Arca, nel quale ne è stata apprezzata la qualità del servizio e la professionalità degli operatori. Quindi si raccoglie la richiesta di dotare la struttura di una TAC ad alta risoluzione al fine di evitare i viaggi fuori dall'isola. In questa direzione si è ottenuto delle rassicurazioni da parte del commissario dell'Aspe 6 di Palermo, Daniela Faraoni, che ha illustrato una progettualità rivolta con i fondi del PNR a integrare la zona diagnostica del poliambulatorio di Lampedusa con strumenti innovativi. Intanto in merito sentiamo l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, componente della Commissione. È stata una giornata intensissima, partendo appunto dall'audizione mi lascia molto soddisfatta rispetto ai servizi che l'Aspe di Palermo riesce a fornire agli abitanti dell'isola e gli ambulatori che funzionano benissimo, e questa è una grande soddisfazione, sapere come si sta affrontando anche l'ampliamento del poliambulatorio con i soldi del PNRR, e quindi da questo punto di vista penso che di strada se n'è fatta e anche tanta. Certo, venire ora qui all'hotspot è un colpo allo stomaco, perché vedere questo sovraccarico di uomini, donne e bambini in un contesto fatiscente, sporco, lascia molto dolore. Ecco, quindi intanto la richiesta che fanno loro ovviamente di diversificare gli sbarchi, e questa è la prima cosa che credo debba essere tenuta in grande considerazione. La seconda cosa, di dividere donne e bambini dagli uomini, e quindi creare un'altra struttura che possa accogliere le tante donne incinte che arrivano e i bambini, per dare loro anche una dignità di accoglienza diversa. Di lavoro se ne fa, e io vedo le forze dell'ordine che vanno ringraziate per la dedizione, però vedo anche una gestione di sporcizia, di abbandono, e questo ovviamente francamente è una cosa che non si può assolutamente tollerare. La politica può fare tanto, intanto dobbiamo a livello ministeriale secondo me insistere ancora di più perché ci possa essere una maggiore attenzione, si possano diversificare questi sbarchi, non si pensi solo a Lampedusa come unica isola di approdo, e nello stesso tempo all'interno se l'hotspot è per meno di 400 persone ne accoglie 3.000 come abbiamo saputo, sicuramente questo non va bene, quindi creare altre realtà e una gestione diversa dell'accoglienza. Operazione Fox, traffico di cocaina fra Catania e Marsala su auto a noleggio, 11 le misure cautelari, i dettagli nel servizio. E di 6 arresti con 11 indagati in totale il bilancio dell'operazione dei carabinieri che ha scoperto l'ennesimo traffico di droga, questa volta sull'asse Catania-Marsala. Un traffico che avveniva con delle auto a noleggio, e per questo 2 società di noleggio auto di Marsala sono state sequestrate. Stamane i carabinieri della compagnia di Marsala, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di ben 11 indagati, 3 in carcere, 3 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, 5 invece hanno l'obbligo di dimora nel comune di Marsala con divieto di uscire in ore notturne, per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza a vario titolo in relazione ai reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Sono anche state sottoposte a sequestro preventivo 2 società. L'operazione antidroga è stata denominata Fox. Alcuni degli indagati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero organizzato in più occasioni il trasporto della droga dalla città etnea, avvalendosi di insospettabili autovetture a noleggio intestate a 2 società marsalesi.
Sarebbero giunti ogni mese circa 2 kg di cocaina che avrebbe inondato la città, favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti. A Marsala, infatti, la cocaina sarebbe stata ceduta a locali pusher per l'approvvigionamento delle piazze di spaccio cittadine. L'indagine dei carabinieri aveva già consentito di arrestare in flagranza 7 persone, sequestrare 3 kg di cocaina e circa 40.000 euro in contanti ritenuti provento dell'illecita attività. A marzo del 2021, in pieno periodo Covid-19, a dimostrazione del modus operandi degli indagati, i militari dell'Arma, durante un posto di controllo nei pressi dell'area di servizio Cocci Grill, lungo lo scorrimento veloce che collega Trapani a Marsala, avevano arrestato un cittadino catanese con numerosi precedenti penali ed un marsalese, entrambi già percettori di reddito di cittadinanza, che nel vano bagagli di un'auto a noleggio, non a caso, nascondevano 2 lastre di materiale bianco del peso di oltre 2 kg, rivelatesi essere cocaina, con una percentuale di purezza elevatissima. Lo stupefacente avrebbe fruttato, una volta tagliato, oltre 200.000 euro. Tra le persone attinte dall'ordinanza del GIP di Marsala vi è nuovamente il corriere catanese classe 77, che nei giorni scorsi è stato tratto in arresto anche in una vasta operazione dei carabinieri di Catania, che ha messo alla luce gravi indizi di colpevolezza a carico di alcuni indagati, tra cui un soggetto molto vicino al citato corriere, in ordine ai delitti di traffico di stupefacenti, aggravati dall'aver favorito il locale clan mafioso dei Cappello. Finiscono in carcere Pietro Marino di Marsala, Agatino Lorenzo Abbate di Catania e Vincenzo Fabio Licari di Marsala. Arresti domiciliari per Giorgia Marino di Marsala, Giovanna Martino, anche lei di Marsala, Loris Carmelo Abate di Catania, Giuseppe Lamantia di Petrosino. Anche in questa operazione si evince il ruolo di alcune donne complici dei pusher locali marsalesi. Imminente avvio di alcuni lavori urbani al villaggio Mosè, quartiere di Agrigento. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Finalmente una buona notizia per gli abitanti del villaggio Mosè. Va in gara l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del centro abitato nord dello stesso villaggio. Una buona notizia per i residenti del villaggio Mosè, che da anni quindi attendono l'avvio dei lavori necessari per porre in sicurezza il versante sovrastante la via Massimo Troisi. È stata infatti avviata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, con aggiudicazione provvisoria prevista per il 24 maggio prossimo, la procedura negoziata dei lavori di messa in sicurezza del centro abitato nord del villaggio Mosè, per un importo stimato di circa 1.997.000 euro, il cui termine per l'esecuzione è programmato in 365 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il progetto prevede sulla via Massimo Troisi, spiega l'assessore al comune di Agrigento Gerlando Principato, la realizzazione di muri sia su pali che non, la realizzazione delle necessarie opere di reggimentazione e di allontanamento delle acque captate dai muri di protezione e salvaguardia delle abitazioni che verranno convogliate nell'esistente canale di gronda presente più a valle. Oggi finalmente, afferma il sindaco Miccichè, grazie al lavoro sinergico dell'amministrazione, del RUP, dell'ufficio tecnico del comune e il Dipartimento della Protezione Civile regionale, gioiamo di un risultato importante, fortemente voluto e ottenuto con grande abnegazione, che pone fine a un iter burocratico interminabile ed estenuanti anni di attesa. A Ribera da domani 11 maggio e fino a domenica 14 Terra Mia, Festival dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile all'interno della storica villa comunale. Vediamo. Al via da domani a Ribera il Festival dell'Agricoltura, un progetto che punta a riproporre la storica manifestazione riberese rivisitata in chiave moderna e che, oltre a valorizzare il comparto agricolo riberese con le sue eccellenze, tra cui l'arancia DOP, la pera coscia, l'olio extravergine di oliva, punta a promuovere il nostro straordinario territorio con le sue eccellenze, incluse quelle culturali, artistiche e musicali, e grazie all'eccellenza del Conservatorio Toscanini, che si va sempre più affermando nel panorama musicale nazionale.
Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, che afferma come: voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando all'organizzazione, dall'associazione Luna e dintorni guidata da Vincenzo Tudisco alle maestranze comunali che stanno lavorando affinché tutto sia pronto per la stessa inaugurazione. Questo festival, continua il sindaco Ruvolo, che promuove quindi in Ribera la sua natura e il turismo esperienziale, è finanziato dalla Regione nell'ambito di un programma finalizzato alla realizzazione da parte degli enti locali di iniziative di carattere turistico e culturale volte alla valorizzazione delle eccellenze e delle tradizioni identitarie locali. Finanziamento di 30.000 euro che è stato assegnato dall'assessorato regionale alle autonomie locali, grazie al sostegno dell'onorevole Carmelo Pace, dimostrazione di una buona politica che guarda al bene del territorio indipendentemente dalla colorazione politica delle amministrazioni. La manifestazione inizierà domani, giovedì 11 maggio, alle ore 18 con l'inaugurazione alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, quindi l'apertura degli stand e il villaggio enogastronomico. Alle 22 l'animazione del gruppo folk Risicani. Continuerà venerdì 12 maggio con l'apertura degli stand espositivi, poi un percorso didattico esperienziale, gli alberi monumentali della villa di Ribera, degli istituti comprensivi del comune di Ribera, quindi un convegno sul cibo, sulla sostenibilità e le esperienze e le opportunità per lo sviluppo dei territori, che vedrà il saluto del primo cittadino Matteo Ruvolo e la qualificata presenza di vari relatori. Nel pomeriggio la presentazione del libro La dieta assolutamente siciliana, dimagrire cucinando, quindi l'apertura del villaggio enogastronomico e l'intrattenimento musicale. Si continua sabato 13 maggio con l'apertura degli stand, le fiere delle attrezzature agricole, il convegno ASAP Istituti Agrari, l'agricoltura nell'era digitale, nuove sfide e opportunità. Quindi alle ore 18 la presentazione del libro Rosario Livatino, L'uomo, il giudice e il credente di Roberto Mistretta, cookie show a seguire della pasticceria dei fratelli Isabella di Ribera, l'apertura del villaggio enogastronomico e l'intrattenimento musicale del concerto dei bersaglieri della Fanfana dei Peloritani. Quindi si va alla giornata conclusiva, la domenica di 14 maggio, l'apertura degli stand con la fiera delle attrezzature agricole, all'una l'apertura del villaggio enogastronomico, alle ore 18 la presentazione del libro Bitter Trades di Giovanna Miceli Jeffrey, quindi alle 19 il pistacchio, una vecchia cultura del reddito elevato di Ignazio Vassallo, coordinatore frutta e guscio nazionale Calogero Frenda, presidente del DOP Pistacchio Raffadale. Quindi alle 19 l'apertura del villaggio enogastronomico per concludersi alle 20 con lo spettacolo musicale a cura dei musicisti del Conservatorio Toscanini di Ribera. Purtroppo siamo spesso facili profeti. Il bypass Baglio doveva servire a evitare 10 km di doppio senso di circolazione, perché questi erano i progetti originali per il completamento del viadotto Ritiro, un doppio senso di circolazione da Villafranca al Boccetta. Il viadotto Baglio era una soluzione per ridurre questi disagi. Purtroppo a volte la pezza è peggiore del buco, nel senso che si evidenzia da quello che sta succedendo in questi giorni e speriamo che si risolva, che c'è una grande carenza anche da un punto di vista tecnico degli uffici del Consorzio Autostrade. Ma la domanda è anche un'altra. Le verifiche, le autorizzazioni per un bypass che oggettivamente anche alla vista dei profani sembrava essere azzardato nella pendenza, nella struttura della viabilità che era stata immaginata, però le autorizzazioni ci sono state, quindi bisognerebbe fare una profonda riflessione molto più ampia su tutte quelle che sono le infrastrutture e i ritardi nelle infrastrutture, ma anche sul livello tecnico di chi segue certi lavori che per una città e per la sua provincia sono veramente determinanti. Un viadotto che va completato, dei lavoratori che attendono, anche qui si intrecciano tante vicende, la Will ha più volte denunciato la questione occupazionale della Toto Costruzione. A che punto siamo?
Purtroppo non abbiamo risposte, abbiamo chiesto al CAS, la UIL ha chiesto al CAS di intervenire come committente, c'è un silenzio assordante, ripetiamo, il CAS da tanto tempo ormai vive in uno stallo dovuto alla mancanza di turnover del personale, assunzioni che vengono a ragion veduta penso bloccate, ma che necessitano soprattutto in ruoli tecnici ma in tutte le qualifiche del consorzio. Stiamo sprecando intanto un'opportunità per tutta la regione, perché il CAS è un ente importantissimo, e soprattutto stiamo assistendo a continui ritardi sulle infrastrutture che ormai fanno parte della storia di questa regione e di questa provincia, e purtroppo anche il ritardo infrastrutturale si traduce in ritardo di sviluppo e di produttività di questa provincia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.